Bentornati in studio, continuiamo a parlare di calcio e lo facciamo in studio con Claudio Fidilio, presidente della sezione AIA di Verona degli arbitri. Benvenuto presidente. Buongiorno Matteo, grazie dell'invito. Come abbiamo ripetuto, insomma, da domenica 13 e sabato compreso, insomma, ripartono i campionati dilettantistici dalla promozione in giù. Per quanto riguarda la vostra competenza come designazioni, dalla seconda, compreso il settore giovanile. Direi finalmente si riparte. Finalmente si riparte perché lo volevamo tutti, sia noi arbitri, sia le società, quindi anche a livello di federazione c'era questa voglia di ricominciare anche per dare l'opportunità a tutti di riprendere con il calcio. Sono stati insomma giorni, settimane davvero difficili. Cosa si prova a stare così tanto lontano dai campi? E non è la prima volta, tra l'altro, perché in questo biennio purtroppo c'è stata più di una volta, più di uno stop. Ma sì, diciamo che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto diversi momenti in cui ci siamo dovuti fermare e il problema è che ci si sente un po' impotenti perché noi sappiamo quali sono le potenzialità dei giovani che fanno sport e quindi non potendolo fare chiaramente gli neghiamo un qualcosa, ma non potrebbe essere diversamente in periodi come questi, per cui manca il vedersi, manca il frequentarsi, manca l'associazionismo, manca tutto quello che poi ti porta alla parte attiva del campionato, quindi l'allenamento per gli arbitri, l'allenamento per i calciatori. Purtroppo il fermo crea anche dei problemi nei ragazzi perché qualcuno si perde, qualcuno reagisce in modo negativo o sbagliato per cui si demoralizza e non viene più. Tra l'altro anche in tempi normali siete chiamati a fare degli straordinari perché circa 160 gare tra settore giovanile fino alla seconda categoria e a disposizione circa un 150 arbitri. Alcuni di loro devono fare anche più partite nell'arco del fine settimana. Assolutamente sì. Diciamo che sono più gare di quanti sono gli arbitri per quelle categorie e il problema chiaramente è che non tutti gli arbitri sono disponibili perché c'è chi è infortunato, c'è chi non può per motivi di lavoro, chi non può per motivi di studio, chi non può per aver contratto il Covid e quindi deve fare il return to play, deve aspettare dalla negativizzazione, deve fare un'ulteriore visita medica, non è più valida la prima perché viene interrotta, ci vuole del tempo, come minimo passa un mese fra tutto e quindi tanti ragazzi, per fortuna che ne abbiamo di quelli veramente collaborativi, quasi tutti, si prestano anche a fare più gare in un weekend per poter coprire tutto. Non sono nuovi gli appelli che fate, qui vediamo un articolo del 6 ottobre 2021, siete andati a Palazzo Barbieri, l'assessore Rando, ex arbitro tra l'altro, l'assessore Rando, Filippo Rando, sì. Ha diciamo, promosso ulteriormente il corso che era partito allora. Sono frequenti insomma i corsi per coinvolgere, diciamolo, ambo i sessi, maschi e anche femmine. Assolutamente sì, noi addirittura stiamo facendo una diciamo, campagna di reclutamento per ambo i sessi, ma ci piacerebbe avere anche tante ragazze perché adesso questa è una linea nuova, un'ottica dell'AIA e bisogna far vedere che non c'è nessuna preclusione e quindi anche le ragazze sono in grado di fare quello che fanno i ragazzi. È stata abbassata ulteriormente l'età minima e quindi dai 14 anni si può già essere arbitri. 14 anni. E c'è in previsione qualche altro corso nei prossimi mesi? Avete già calendarizzato qualche nuovo appuntamento o per il momento vi siete un attimo fermati? È già calendarizzato, è già pubblicizzato. Il corso, la presentazione la faremo il 24 febbraio presso la nostra sede, cancello numero 5 dello stadio, e il 1° marzo inizierà il corso. Lo faremo a Verona, quindi per tutta la zona di Verona, e se avremmo delle risposte da parte del Lago Valpolicella abbiamo una sede staccata anche a Cavaillon, quindi se ci saranno almeno 4-5 candidati
faremo il corso anche per loro, altrimenti verranno loro a Verona se il numero è inferiore a quello e lo frequenteranno allo stadio. Altro tema che vi riguarda direttamente, qui siamo sempre sul nostro sito Daily e siamo a un articolo del 16 dicembre 2021, presentato alla Camera dei Deputati un DDL antiviolenza nei confronti degli arbitri. Un'escalation importante di violenza, di atti violenti nei confronti dei direttori di gara ha fatto scattare anche questo allarme e tra l'altro a proporre questo DDL c'è un altro ex arbitro veronese, Giuseppe Massimo Ferro, ora senatore, insomma, che si sente partecipe anche a questa questione che ovviamente è da condannare e vanno preservati i nostri giovani arbitri. Sì, è vero. È stato presentato questo disegno di legge, il senatore Ferro, che è un collega appartenente alla nostra sezione e che anche ha detto ai rapporti con le istituzioni, quindi è lui che segue queste cose, segue proprio da vicino e ci tiene informato su tutto. C'è da dire anche che da questa stagione sportiva faccio parte anche di un tavolo dove sono presenti 24 presidenti d'Italia, rappresentano un po' quasi tutte le regioni. Io sono per il Veneto assieme al collega di Treviso, ma poi ci sono colleghi della Sicilia, Sardegna, Toscana, Campania, Calabria, quindi siamo in 24 tutti che abbiamo formulato delle proposte all'AIA da trasmettere poi alla Federazione Italiana Gioco Calcio, appunto per cercare di arginare quello che è il problema della violenza che viene su sempre in modo crescente, insomma, quindi ci vuole, a parte le proposte di legge, ci vogliono anche le proposte sportive, certo, perché è un po' una cosa che non può essere tollerare, che magari qualche tesserato, perché a volte sono spettatori e non sono tesserati, ma a volte sono tesserati, il dirigente, il calciatore o l'allenatore, si macchia di un qualcosa che alla fine dei conti è un crimine, insomma, perché mettere le mani addosso, specialmente quando si tratta di ragazzi e specialmente se questi ragazzi possono essere anche minorenni, quindi è un problema che verrà senz'altro risolto. Questa iniziativa parlamentare era stata accompagnata anche da un hashtag, vediamo questa foto, hashtag rosso a chi tocca, insomma, iniziativa dell'AIA, della FIGC e ovviamente portata anche all'attenzione dei parlamentari. Cosa si aspetta in conclusione da questo fine settimana? I suoi ragazzi li ha visti concentrati, sono pronti, che c'è adrenalina per questo nuovo appuntamento? Sono concentratissimi perché tutti mi chiamano e mi dicono che non vedono l'ora di cominciare. Fra l'altro abbiamo anche il debutto di 18 nuovi arbitri, 6 non possono debuttare perché nel frattempo hanno contratto il Covid e quindi devono rientrare, sarebbero stati 24, i ragazzi sono anche allenati, e abbiamo fatto i test e martedì e venerdì faremo anche i test di metà campionato, sia regionali che provinciali, per vedere che tutti nel periodo in cui siamo stati fermi hanno fatto gli allenamenti. Quindi noi siamo pronti, aspettiamo solo la chiamata che è già arrivata e le designazioni sono fatte. Presidente, grazie per essere stato con noi questa sera, davvero insomma, le auguro un in bocca al lupo e complimenti per l'ottimismo e anche il continuo impegno che portate avanti nonostante le tante difficoltà che hanno interessato lo sport in generale, non solo il calcio e non solo l'arbitraggio. In bocca al lupo. Crepi, grazie, buon lavoro, buona giornata a voi e alla prossima speriamo di vederci con meno problemi e più attività calcistica. Noi andiamo avanti, adesso lasciamo spazio a un po' di musica e torniamo tra poco.